E allora con le gomme Marcello, spettatrici interessate, uscirà la sfidante nelle semifinali di domenica tra Brada Impex al calcio d'inizio e Costalunga Gran Bar Italia. Individualità di assoluto livello da una parte e dall'altra. Vedremo se ci sarà una fase di studio, presumibile vista la forza delle due formazioni, o se si inizierà subito col botta e risposta. Ancora contro Milan Grujic, Fantina se ne va. Destro dentro per Andrea Steiner, chiude Pacor e ora contropiedissimo per Brada con il tocco dentro per Spetic. Boccuccia va a chiudere tutto e riceve i giustificati complimenti di Zetto. Ora destro di Stancic, la palla che sfiora soltanto il palo. Brada vicinissima al punto dell'1-0. Soluzione in velocità, qui un po' disattenta la difesa del Costalunga Gran Bar Italia, che adesso però ha spazio con Boccuccia. E c'è spazio adesso di là. La partita si è già aperta. Fantina 1 contro 2. Ottima la finta per preparare il destro. Sterzata sul sinistro, palla alta. Solita preparazione superba di Cristian Fantina, che alza un po' la mira col mancino. È contento stavolta, qualche brivido in più l'ha corso sicuramente. Spetic, attenzione a questo errore con Bertocchi che parte a 100 all'ora in contropiede, vuole il destro, contento, non la tiene ma c'è Pacor a difenderlo. Buona occasione questa, grande break di Bertocchi. E Sain riparte subito di là col doppio passo sinistro, Zetto con le ginocchia forse addirittura. È partita che ha visto una fase di studio di un paio di minuti sì e no. Adesso le squadre concedono spazi, meglio per lo spettacolo. Stancic, guarda Bosic, 1-2 che non passa, Zetto chiede la carica, non ravvisata da Del Buono, sinistro di Spetic, Boccuccia salva tutto. Ha chiesto la carica sul portiere Zetto e poi tutti i suoi compagni chiaramente a muso duro da Del Buono. Si continua a giocare, Spetic col destro. Ci si aspettava grande tecnica ma anche grande tensione, direi che non ci stanno facendo mancare niente. Brada e Costalunga, adesso Fantina con il destro, la palla passa, contento, la vede all'ultimo, grande riflesso e poi bravo Pacor all'indietro. Primo intervento di una certa entità di Michele Contento, quasi al 12° del primo tempo. Spetic per Pacor, Chris Brick per Pacor, Sain viene incontro Bosic, Sain detta bene la profondità, ben servito, c'è il gol di Simone Sain, si sblocca il punteggio poco prima del quarto d'ora, realizza Brada Impex con Sain che inizia e conclude. Zetto non irreprensibile nella copertura del suo palo qua. Tanto rettifico il minuto, è 19:30, Ravalico subito per la risposta, controlla agevolmente stavolta Contento. Quasi 21 e da un paio di minuti scarsi si è sbloccato questo quarto di finale, l'ha sbloccato Simone Sain. Ora Fantina su Besic, altro doppio passo su Brick, spazio per il destro, palla che sfiora soltanto il bersaglio grosso. E questo è il Fantina che fa stropicciare gli occhi al pubblico. E adesso Brick con Besic. Spetic la rimessa in velocità, Lionetti controlla, Del Buono dopo 29 minuti, tempo record in pratica per questo primo tempo, dice che può bastare così. Squadra all'intervallo, vantaggio Brada Impex 1-0, rete di Sain al 19° e 30 secondi. Fischietto in bocca per Gaetano Del Buono, si ricomincia 1-0 Brada Impex all'intervallo, gol di Sain poco prima del 20°, 25 minuti a disposizione del Costalunga per sistemare le cose. Parte Sandi Besic, il sinistro per Vukelic, tocco dentro, Lionetti stoppa e tira, Boccuccia salva il raddoppio letteralmente, ci mette una gamba decisiva. Ora corner battuto all'indietro, ricomincia ragionando Vukelic per Besic,
Grujic, Spetic e Bosic in barriera. Occhio a Boccuccia e Menichini davanti a Contento. Parte Fantina che cerca il destro a giro. La palla gira sì, ma non abbastanza. Adesso Besic. Steiner lo ferma solo per un attimo. Besic insiste, palla al piede. Trova Stancic. Adesso 1 contro 2. Recupera Stancic. Attenzione, grande opportunità. Pallone però pessimo. Ma si ostacolano clamorosamente Boccuccia e Zetto. E Stancic sbaglia forse ancora di più dell'errore precedente. Occasione gigantesca qua. Adesso agganciato fallosamente Menichini da Grujic. Ne mette 3 Contento. Fantina, il tocco per Steiner. Il pareggio del Costalunga. Bolide impressionante di Andrea Steiner. Resta a terra, uscito dalla barriera l'8 di Brada Impex, Mark Bosic. Per Del Buono è tutto ok. Bolide veramente fulmineo di Andrea Steiner. E pareggio 1-1. Pronti a partire i giocatori del Costa, là sul palo. Finta di Besic, Bosic con la punta del piede, la palla passa in qualche modo, trova il Pertugio e l'8 di Brada riporta in vantaggio la squadra di Sessi e De Panfilis. 16:30 sul cronometro della ripresa, 2-1 Brada Impex. Ora vedremo la risposta del Costa, che ricordiamo ha un uomo in meno e non è facile. Sain. Menichini la stoppa quasi per Besic che sfiora il 3-1. Pallone veramente fuori di una virgola questo. E grandissima opportunità per i biancoblù. Adesso Fantina vuole disorientare Sain. Il destro, parte un tiro troppo strozzato. Altra grandissima occasione. Ravalikova morbido da Steiner, controferro, grande girata di Steiner. Alla velocità della luce, una delle sue tante specialità. Non trova, qui per mezzo metro più o meno, i pali della porta di Contento. Menichini adesso. Controllo fermato dal raddoppio Spetic-Grujic. Bosic. Pallone sulla sua corsa, frenata buona su Boccuccia a destro e golasso stavolta di Bosic. Se ne è mangiati 2 da sorprendersi. E qui trova una grande giocata. 3-1 Brada Impex. E ora Fantina per regalare un finale. Tutto pepe a questa partita. Adesso va a scansare fallosamente Brick dopo una grande parata di Contento alla garella coi piedi. Adesso Sain vuole il sombrero su Menichini. Contatto, si continua a giocare perché la palla è di Grujic. Brick finta il sinistro, poi finta il destro, lo prova adesso nonostante una lieve deviazione. Trova il gol Chris Brick. Gol a tempo abbondantemente scaduto. Ed è il quarto per Brada Impex. Ora Steiner prova da lontano. Non c'è più tempo, dice Gaetano Del Buono. Brada Impex andrà a sfidare le gomme Marcello domenica sera, campo 1, ore 21. Finisce quindi qui col punteggio di 4-1, partita dai grandi contenuti tecnici ma anche dalla tanta troppa tensione.